Eccoci qui con Alessandro Grisci, mister del San Teodoro, questa prima stagionale sul campo della Nuorese che finisce per 3-1, soddisfatto della prestazione dei ragazzi che sono sembrati un po' ancora imballati, no? Sì, stiamo lavorando da 3 settimane, veniamo da un'altra partita abbastanza pesante a Castelsardo dove abbiamo giocato in 10 tutta la partita, abbiamo fatto sempre una partita, però in questo momento qua non riusciamo a concretizzare le parecchie occasioni perché anche oggi ne abbiamo avute tante. Specialmente il primo tempo, e anche abbastanza importanti nell'area di rigore, però in questo momento pecchiamo un po' di esperienza, perché abbiamo tanti ragazzi che non hanno mai fatto la categoria, che vengono dal settore giovanile e che è molto importante. Certo, non ci dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo assolutamente è raggiungere i 40 punti velocemente. Assolutamente. Ti è stato affidato questo difficile lavoro di ricostruire praticamente la squadra da zero, sono partiti insomma, tanti giocatori, da Ruggeri, Cacciutto, Cadao, ecco, lavorare sui giovani non è facile, ci vorrà sicuramente molta pazienza, però ecco, con la filosofia del gioco, anche del cercare comunque di superare l'avversario, di giocarsela contro tutti, sicuramente pagherà alla lunga. Ma io sono molto soddisfatto anche di questo risultato, 3-1, noi giochiamo secondo me contro una corazzata, perché la Nuorese per me è la squadra più forte del campionato, come organico, come tutto. Però oggi secondo me non c'è stata questa grande differenza tra noi e loro, c'è la differenza sul risultato, quello sì. Però io sono molto contento perché abbiamo tenuto il campo bene, tenendo presente, lo ripeto, che noi abbiamo cambiato 18 giocatori rispetto all'anno scorso. Certo. Sono rimasti solo Monni e il portiere. Dopodiché tenere 18 giocatori con 3 settimane, non potendo fare più a doppia seduta perché noi ci alleniamo la sera, come è giusto che sia tra dilettanti, io sono molto soddisfatto perché certo. Devo dire la verità, non credevo neanche di arrivare così velocemente a poter giocare bene, far girare bene la palla, i reparti sono mossi bene, eravamo anche stretti, però con questi giocatori come Siazzo, Marras, se poco molli di un centimetro spazio, certo. fanno gol, Certo. perché è così. Ecco, parliamo un po' del campionato che vede Nestri Partenza diverse big del calcio sardo, Olbia, Torres, Nuorese, ma anche i Cagliaritane, Sant'Elia, Muravera sono accreditate, ecco, per entrare nei playoff. Quali sono le vostre favorite? Secondo me, vabbè, naturalmente avanti a tutti io metto la Nuorese. Nuorese e Torres, però da non tenere da non sottovalutare assolutamente, secondo me, Fertilia e Muravera. Fertilia secondo me sarà durissimo a batterlo perché è rimasto lo stesso organico dell'anno scorso, in più ha preso 3 o 4 elementi di spessore e di categoria. Il Muravera è tosta, è una bella squadra e poi c'è un grande allenatore, Senegalese, fa giocare molto bene la squadra e in più è passato da Tortolini è andato al Muravera ed è rinforzato, assolutamente è un signor giocatore. Ecco, così da osservatore esterno, ecco, del calcio sardo, qual è il livello tecnico del calcio che si gioca qui in Sardegna rispetto magari a altre regioni? No, secondo me l'eccellenza è un ottimo campionato, c'è un salto nel buio tra l'eccellenza e la promozione, però secondo me quest'anno è il campionato d'eccellenza più difficile da quando è nata l'eccellenza, perché avere contemporaneamente società importanti come la Nuorese, la Torres, l'Olbia, per non andare a dire squadre cagliaritane, lo stesso Castelsardo, è incredibile contemporaneamente. Certo. Secondo me addirittura ci sono 5-6 squadre che potrebbero fare con estrema tranquillità la Serie D. Ecco, dopo aver cullato gli anni scorsi sogni di playoff, quest'anno c'è stato un ridimensionamento a San Teodoro, cosa promette ai tifosi? Ma il mio impegno, come sempre, la mia passione è quello di riuscire a far giocare più ragazzi possibile, nostri, e in più è la salvezza, dobbiamo tenere la categoria e fare crescere quelli che ci abbiamo sotto, perché abbiamo un buon settore giovanile, specialmente nelle categorie piccole. Assolutamente. Con gli esordienti, vari giovanissimi. Un ragazzo nostro è molto importante, è andato al Cagliari, il figlio di mister Doddo, certo. che è un 96, ma ce ne abbiamo tanti, abbiamo 95 in prima squadra, tanti 93, 92, 91, quindi io sono molto contento anche di questo gruppo che si è creato veramente una bella compatto, una bella amalgama. Bella amalgama, certo. Sì, assolutamente. Benissimo, noi ringraziamo Mister Grisci, in grande in bocca al lupo ovviamente al San Teodoro e buon lavoro, ne avete veramente bisogno. Grazie ancora. Grazie. Eccoci qua con Mister Pastaro, 3-1, confermato anche questo mercoledì di Coppa contro il San Teodoro, soddisfatto della prestazione dei ragazzi? Sì, una buona prestazione, stiamo migliorando piano piano come condizione, è una tappa
che serve per trovare certi meccanismi che piano piano si stanno rodando. C'è un attimino più di gamba rispetto alle altre prestazioni, probabilmente anche la temperatura notturna ha aiutato. Assolutamente. C'era un caldo veramente dove si faceva fatica. Niente, stiamo lavorando sereni, consapevoli dei nostri mezzi, ma con molta umiltà, perché comunque ci sono tante squadre, tante strade competitive e tutte danno battaglia. Certo, certo. Lì praticamente ha mandato in campo una formazione titolare a tutti gli effetti, ha dato soltanto un turno di riposo, diciamo, a Garau, ovviamente qualche altro giocatore, però ecco, si è vista una bella squadra, tra l'altro applaudita dal pubblico che numeroso è venuto in questo turno infrasettimanale di Coppa. Ma diciamo che la rosa a disposizione è buona, pertanto diciamo che negli effettivi del gruppo chiunque metto sono titolari, dunque non ho grossi problemi da quel punto di vista, a parte i fuori quota che abbiamo fatto un po' far girare mettendo anche qualcuno in più in campo. Per il resto piano piano sembra anche mettere minuti a qualcuno che ha bisogno di ritrovare lo smalto. Ecco, abbiamo visto che lei si sbracciava anche al risultato acquisito, cosa c'è che non va ancora bene, che non gira, diciamo, alla perfezione, che magari c'è qualcosa da registrare dietro, qualche disattenzione che poteva, insomma, riaprire la partita? C'è sempre da migliorare, anche quando cose vanno bene, bisogna sempre rimanere concentrati fino alla fine, perché comunque la mentalità è importante, lì bisogna sempre migliorare. Una sua valutazione sul Sampdoria, una squadra che è stata costruita in poche settimane, non è dispiaciuta al confronto anche con una squadra stata come la vostra? Che gioca a calcio, ben messa, ha delle individualità tra l'altro buone, giocatori come Pittalis che ha giocato in Serie A. Esatto. Sì, Lepore, i due centrali difensivi molto bene, e poi giovani interessanti, poi non si arrendono e giocano anche un buon calcio, pertanto credo che faranno un buon campionato, questo sicuramente. Certo. A questo punto, insomma, per le prossime gare cosa promettete ai tifosi che naturalmente speriamo sempre numerosi vi seguono sia in casa che in trasferta? Niente, di migliorare, di applicarci ancora di più e di ottenere i risultati attraverso il gioco e attraverso la volontà. Poi è chiaro che tutte le partite si iniziano da 0-0, saranno ancora altre 32 battaglie e siamo pronti a sostenerle. A vincerle tutte, magari come l'anno scorso dove siete riusciti a infilare una serie incredibile. A me piace guardare sempre la partita dopo, mai le altre, mai fare tabelle, perché ogni partita va affrontata, pertanto non sto a pensare di vincere, io penso alla partita di domenica prossima e poi pian pianino, passo dopo passo, si vede quello che si riesce a fare. Certo. Benissimo, noi ringraziamo mister Prastaro sotto le luci del campo Quadrivio che tra un po' si spegneranno, noi ovviamente lo ringraziamo e vi facciamo un grande in bocca al lupo per la prossima partita in trasferta. Grazie e un saluto particolare a tutti gli amici del sito che sono numerosi che seguono e a voi redattori. Grazie.